fallo della formazione viareggina. Si riparte con la punizione in favore della squadra biancazzurra di casa, già battuta da Capuano Lorenzo per Baldesi. Siamo sulla metà pista, supera la metà pista Baldesi, pallina ancora riconquistata da Prato. Capuano Lorenzo per Benelli che controlla, appoggia all'indietro per Barbani, supera la metà pista per Baldesi, siamo all'angolo, scarica all'indietro per Capuano Lorenzo che fa partire la conclusione dalla distanza, parata, non controlla Barbani e la pallina è recuperata da Viareggio con la conclusione del numero 78 Pezzini. Pallina già recuperata dalla formazione di casa e ora Capuano Lorenzo che appoggia per Benelli, all'indietro per Baldesi che subisce fallo, anzi no, il fallo è a favore del Viareggio. Siamo già a 2 falli di squadra a testa, 2 a carico del Prato e 2 a carico del Viareggio, quando sono passati i primi 4 minuti della gara con il punteggio sempre fermo sullo 0-0. Pallina dentro, la riconquista Prato per Benelli, va dietro porta il numero 6 del Prato, poi finisce per perdere pallina, attaccato dal numero 78 Pezzini. Siamo già dall'altra parte con Barbani non controlla Benelli, pallina recuperata da Mora Paceco. Lo scambio tra Pezzini e Paceco, la conclusione che sibila vicino al palo di destra della porta di Vespi, riparte Baldesi, lo scambio con Barbani, Capuano Lorenzo, Baldesi, ancora Barbani, pallina controllata con difficoltà da Capuano Lorenzo, ancora Prato in possesso di pallina, Baldesi, siamo sulla linea di metà pista, l'appoggio per Benelli, scivola Benelli, riparte il numero 7 Marchetti, ma siamo già dall'altra parte con il doppio tiro di Barbani parato dal portiere Mechini. Buon inizio delle due squadre, buon ritmo anche in pista con azioni da una parte e dall'altra in questi primi 6 minuti e mezzo di gara. La conclusione, la parata del portiere Vespi, pallina ancora in possesso della squadra viareggina. Pallina recuperata da Prato, lo scambio tra Capuano Lorenzo e Barbani, l'appoggio all'indietro per il nuovo entrato Capuano Alberto che la mette dentro per Baldesi, conclusione parata dal portiere Mechini. Allora, dicevamo, Capuano Alberto ha preso il posto di Benelli nelle file del Prato, pallina però recuperata dal Viareggio e filtrante di Mora Paceco per il numero 87 Carrieri che non controlla, era davanti alla porta di Vespi. Ancora i rossoverdi in possesso di pallina, entra frattanto il numero 79 Cardella
stato un cambio anche nelle file del... E c'è il gol del numero 87 Carrieri, un batti e ribatti davanti alla porta di Vespi e Carrieri ha trovato lo spazio vincente per andare a realizzare. C'è stato un batti e ribatti, la pallina è rimasta lì davanti alla porta di Vespi e il più bravo è stato Carrieri a deviare in rete per il vantaggio del Pumas Viareggio qui al Palarogai. Ancora Viareggio che manovra. Pallina recuperata da Prato e da Capuano Alberto. Lo scambio con il fratello Lorenzo e ora Baldesi. Capuano Lorenzo, lancio alla balaustra per Baldesi, però finisce con il perdere pallina al numero 5 del Prato. Pallina recuperata da Capuano, il lancio per il fratello Lorenzo, ma pallina recuperata dal Viareggio. Da Marchetti al numero 78 Pezzini, lo scambio tra i due, pallina ora per Carrieri. Alla balaustra per Cardella. Pallina dentro, ribattuta ancora all'indietro per la conclusione dalla distanza di Cardella. Poi Baldesi riesce a sbrogliare, a riconquistare pallina e può rimpostare questa azione per la squadra di casa. Barbani, Capuano Lorenzo, Capuano Alberto per Baldesi. Baldesi penetra in area, lo scambio con Capuano Lorenzo, ma non c'è arrivato per la deviazione sotto porta e frattanto c'è il primo time out della partita richiesta dalla panchina pratese con Tommaso Bianchi che vuol appunto parlare con i suoi ragazzi che sono in svantaggio sotto di 1-0 grazie al gol realizzato da Carrieri dopo 7 minuti e 45 di questo primo tempo. Punto che vede qui al Palarogai in vantaggio il Pumas Viareggio, che ricordiamo è al momento terzo in classifica, a 3 punti dal Castiglione, che questa sera ha espugnato il campo di Matera, mentre la rotellistica Camaiore, che ha 21 punti, giocherà in casa, sta giocando in casa in questo momento contro il Salerno. Prato invece che è all'ultimo posto in classifica con 3 punti insieme al Follonica, e proprio i 3 punti sono arrivati nel girone d'andata grazie appunto alla vittoria sulla squadra follonichese. Si riparte con pallina a 2 recuperata da Capuano Alberto, all'indietro per Baldesi che cerca di un filtrante per Capuano
Alberto. Frattanto vediamo in pista anche il numero 99 Poli, che ha preso il posto di Barbani. Manovra Viareggio. E il numero 74 Pesavento, anche lui è entrato ora dopo il time out. Manovra ancora Cardella, Pesavento, pallina dentro, ancora Pesavento per Cardella, il tiro, pallina ancora recuperata da Pesavento per il numero 87 Carrieri, deviazione sotto misura che passa vicino al palo di destra di Vespi, ancora pallina in possesso di Viareggio. Pesavento all'indietro per Cardella, la conclusione dalla distanza, pallina ripresa da Capuano Lorenzo che va via in velocità, supera la metà pista, poi finisce per perdere pallina. Tutto regolare, Pesavento, Cardella. Pesavento, Marchetti, Cardella, fa girare pallina la squadra viareggina, apertura per Pesavento, pallina dentro, va a recuperarla Capuano Lorenzo, lo scambio con Baldesi che supera la metà pista, si ferma, l'appoggio all'indietro per Capuano Lorenzo, il tiro, pallina si impenna e si ripartirà con il possesso Viareggio. Frattanto vediamo che è entrato in pista anche il numero 19 Bigatti, Simone Bigatti, nelle file del Pumas Viareggio, sta facendo un po' rotare in pista i vari elementi della rosa il tecnico Mirko Bertolucci. Manovra la formazione viareggina, Marchetti, Cardella, ancora Marchetti, il tiro dalla distanza, respinge Vespi, può ripartire Prato, pallina se la lottano Capuano Alberto e Marchetti, ma alla meglio il giocatore viareggino. Marchetti, pallina dentro, Pesavento, il tiro, pallina ribattuta, la riconquista Baldesi e può ripartire, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, pallina dentro per Capuano Alberto che non trova la deviazione. Possesso pallina ancora per Prato con Baldesi, slalom di Baldesi, il tiro deviato, pallina ancora per Prato, Baldesi, Capuano Lorenzo, il tiro, la parata ancora di Mechini e può ripartire Viareggio con la conclusione, credo respinta dal palo, del numero 7 Marchetti. Viareggio ancora a manovrare, Marchetti, lo scambio con Pesavento.
Pesavento all'indietro per Marchetti, Cardella, finta il tiro, ancora Marchetti, Pesavento, pallina all'indietro, la recupera Capuano Alberto, è costretto ad allargarsi Capuano Alberto, poi finisce per perdere pallina, riparte veloce il Viareggio, Marchetti l'allontana Vespi, pallina ancora recuperata dai rossoverdi. Marchetti, lo scambio con Cardella, Pesavento, tiro dalla distanza, ancora deviato, ma pallina ancora in possesso della squadra ospite. Pallina lunga alla balaustra, sempre per Cardella, ma la riconquista Capuano Alberto, che poi non riesce nel passaggio per il fratello Lorenzo e può ripartire Viareggio. Da Pesavento ancora all'indietro per Marchetti, Pesavento, ancora Marchetti, la conclusione dalla distanza, ancora respinta da Vespi e pallina riconquistata da Baldesi, lo scambio per Capuano Lorenzo, Poli, poi Baldesi, slalom di Baldesi, pallina dentro per il tiro di Capuano Alberto, parato, siamo già dall'altra parte, azioni veloci da una parte e dall'altra, ora è Poli all'indietro per Capuano Lorenzo. Baldesi, la finta, lo scarico all'indietro su Capuano Alberto per Poli, pallina dentro, perde la stecca Capuano Alberto, può ripartire Viareggio. Pesavento, se non sbaglio, sì, il numero 74 Pesavento, Marchetti, va dietro porta Pesavento, lo scarico per Cardella, Marchetti, ancora Pesavento, Marchetti, Cardella, pallina recuperata da Prato che riparte con Baldesi e Capuano, e il tiro di Baldesi, la parata di Mechini, ancora pallina per Baldesi. Capuano Alberto sulla linea di metà pista, lo scambio con il fratello Lorenzo, pallina dentro per Poli, costretto a indietreggiare per Baldesi, pallina dentro, però è recuperata dal numero 74 Pesavento, il tiro di Pesavento, pallina ancora in possesso del Viareggio che opera un altro cambio. Entra il numero 78 Pezzini, è uscito Cardella, ora Pesavento, pallina dentro, riparte Baldesi, c'è un fallo, vediamo la decisione dell'arbitro, c'è il blu per
del cartellino blu per Pezzini, se non andiamo errati. No, dovrebbe essere invece il numero 19 Bigatti per il fallo su Capuano Lorenzo. Frattanto c'è il time out richiesto questa volta dalla panchina del Viareggio da Mirko Bertolucci. Quando si riprenderà con il tiro diretto in favore di Prato. Il tecnico viareggino dalle ultime disposizioni ai suoi ragazzi. Ricordiamo Mirko Bertolucci insieme al fratello Alessandro sono stati protagonisti della vittoria dello scudetto dell'Hockey Prato, se non erro nell'anno 2001. Quindi allora si riparte dopo il time out con il tiro diretto per il fallo su Capuano Lorenzo e il cartellino blu inflitto a Bigatti, e sarà Andrea Poli a cercare di trasformare questo tiro diretto. Poli, tiro parato, ancora Poli e la rete di Poli, tiro parato, ma riprende il numero 99 del Prato e va a realizzare il gol del pareggio. Quando mancano 5 minuti e 25 alla fine di questo primo tempo. Al 19:35 è arrivato il gol, la rete di Poli con il tiro diretto che ha riportato in parità la partita, e frattanto nelle file del Prato è entrato anche Santoro. Pallina dentro, Santoro la recupera, parte Santoro ma ha 3 avversari vicino a sé, appoggio all'indietro per Mugnai, anche Mugnai, il numero 8 del Prato, ha fatto il suo ingresso in pista ora dopo il time out, e anche Tommaso Bianchi sta facendo girare un po' tutti i ragazzi della panchina. Riparte Viareggio con Pesavento, pallina, e c'è ora il time out invece richiesto da Tommaso Bianchi, l'allenatore del Prato, e si ripartirà con una pallina a 2. Quindi ricapitoliamo, quando mancano 4:26 alla fine di questo primo tempo, il punteggio qui al Palarogai è di 1-1, grazie al vantaggio firmato da Carrieri dopo 7:45 e al pareggio per il Prato realizzato da Poli su tiro diretto al 19:35 di questo primo tempo. Un primo tempo equilibrato con azioni da una parte e dall'altra, buon ritmo in pista con le due squadre che si affrontano a viso aperto. E ora il Prato avrà in pista questo quintetto: Vespi e Francesco, Poli, Santoro, Mugnai e Capuano Lorenzo. Sono questi i 5 giocatori del Prato, mentre nel Viareggio c'è rientrato Mora Paceco, poi il 79 Cardella, il 74 Pesavento e il 78 Pezzini insieme al portiere Mechini. Questi i 5 giocatori in pista per la formazione viareggina, che ora recupera pallina.
pallina dentro, va giù, ma non c'è fallo. Il giocatore del Viareggio, pallina ora in profondità di Capuano Lorenzo, che era nella propria metà pista e non aveva compagni vicino, ha dovuto lanciare in avanti la pallina, che è stata recuperata dal Viareggio. Pesavento, Mora Paceco, finta il tiro dalla distanza, poi scambia ancora con Pesavento. Mora Paceco, ancora Pesavento, lo scambio tra i due. La conclusione, la pallina rimane lì, ma la riconquista Prato per un attimo, non la controlla Poli e può ripartire il Viareggio. Conclusione dalla distanza che sfiora il palo, poi riparte Santoro, va giù in area ma non c'è niente e può ripartire Viareggio velocissimo. Partita giocata a buon ritmo dalle due squadre, ancora una conclusione, pallina recuperata da Prato con Santoro. All'indietro per Capuano Lorenzo, in avanti per Mugnai, c'è un fallo e la punizione per Viareggio già battuta. Mora, la conclusione, la pallina resta lì, ancora ci prova il numero 78 Pezzini, ma ora riparte Baldesi veloce in area, ancora Baldesi, lo scambio con Santoro, pallina schizza nella metà pista pratese e Mugnai che supera la metà pista, lancia in avanti, però dove non ci sono compagni di squadra riparte Viareggio. Mora, pallina dentro e poi schizza via, però si ripartirà con il possesso pallina Prato. Baldesi per Santoro, controlla, poi all'indietro, poi scarica in avanti, però la pallina è riconquistata ancora da Viareggio, che pressa molto bene, costringendo spesso all'errore i giocatori del Prato. Doppia conclusione, doppia parata e riparte Poli, lancio lungo, anche questa volta troppo. Si lotta alla balaustra, però ha recuperato pallina Santoro, poi finisce per perdere pallina ad opera di Pesavento. Pezzini, Pesavento, Mora, la conclusione dalla distanza e si ripartirà. Si riparte con la punizione per Prato. Baldesi supera la metà pista, lo scambio all'indietro con Mugnai per Benelli, che è rientrato in pista. Bianchi, come dicevamo, sta facendo ruotare tutti i suoi ragazzi, ma lo stesso succede anche dall'altra parte. Intanto questo tiro dalla distanza, pallina recuperata da Viareggio. Pesavento, conclusione e c'è la sirena che sancisce la fine di questo primo tempo, un primo tempo combattuto dalle due squadre che si sono affrontate a viso aperto. 1-1 il punteggio grazie al gol dopo 7:45 di Carrieri
e poi il pareggio sul tiro diretto di Poli concesso per un fallo di Bigatti che si è preso il cartellino blu. Quindi 1-1 qui al Palarogai al termine di questo primo tempo tra Hockey Prato 54 e Pumas Viareggio. Rientriamo in collegamento dal Palarogai quando il signor Molli di Viareggio fischia l'inizio di questo secondo tempo della sfida tra Hockey Prato e Pumas Viareggio, che vede le due squadre sul punteggio di 1-1 al termine appunto del primo tempo. Grazie alla rete del viareggino Carrieri che aveva portato in vantaggio la squadra rossoverde, e poi al pareggio di Poli dopo un tiro diretto parato sulla ribattuta. Poli ha infilato il portiere Mechini per il pareggio. Inizio di secondo tempo con manovra alla squadra viareggina, palla vagante in mezzo all'area, tiro deviato, pallina recuperata da Baldesi, rilancia per Santoro, ancora Baldesi, pallina dentro ma la recupera il numero 87 Carrieri. Prato che ora è schierato con Vespi, Francesco, Mugnai, Baldesi, Benelli e Santoro, mentre nel Viareggio ci sono il portiere Mechini, il numero 7 Marchetti, il numero 87 Carrieri, il 79 Cardella e il 35 Mora Paceco. C'è stato ora un problema con il tabellone dei secondi, dei 45 secondi, che si cerca di rimediare. Rimediato il problema con il tabellone del contasecondi, ripresa la partita, la conclusione dalla distanza di Mora Paceco, respinta da Benelli, pallina ancora per il numero 35, ma è per un attimo Santoro a recuperarla, ma poi ancora il Pumas Viareggio con Pezzini. Ora è Mora Paceco, Marchetti, la conclusione, e c'è pallina a 2, la conclusione di Marchetti, pallina a 2, la recupera il Viareggio, è più lesto il numero 87 Carrieri. Conclusione dalla distanza, pallina recuperata da Baldesi che può ripartire, l'appoggio per Santoro alla balaustra, ma ruba pallina il Pumas Viareggio con Marchetti che si presenta solo davanti a Vespi ma non riesce a realizzare. Buon per il Prato che può ripartire
con Mugnai, la conclusione, poi allontana il portiere, alla balaustra si lotta, pallina ancora per il Pumas con Mora, pallina dentro, ancora Prato che la recupera e può ripartire con Santoro. Alla balaustra lottano il numero 7 Marchetti e Santoro, che finisce poi per perdere pallina e può ripartire la squadra rossoverde. Pallina dentro, ma la recupera Baldesi, riparte Baldesi da solo, ha 3 avversari intorno che finiscono per portargli via pallina. Conclusione dalla distanza del numero 78 Pezzini, che sorprende Vespi, la pallina si è infilata. Conclusione dalla distanza di Pezzini, che riporta in vantaggio il Pumas Viareggio. Con questa conclusione dalla distanza, dopo 3 minuti e 50 circa, il Pumas Viareggio si è riportato in vantaggio con Pezzini che dalla distanza ha sorpreso Vespi. Ancora Mora, lo ferma Mugnai che rilancia per Benelli. Benelli ha 2 avversari su di sé, subisce fallo. Subisce fallo Benelli. Già battuta la punizione. Santoro. Baldesi tenta l'azione personale, ancora Baldesi. Ancora Baldesi con un alza e batti. Poi Benelli recupera pallina. E grande mischia sotto porta di Mechini. Viareggio riesce comunque a sbrogliare la matassa e può rimpostare l'azione da Marchetti a Mora. Conclusione dalla distanza di Mora, pallina recuperata da Mugnai. Pallina lunga però dove non c'è nessuno del Prato. Ancora il Pumas Viareggio a manovrare, pallina dentro, la respinta, la riprende Baldesi per Santoro. Alla balaustra c'è il fallo su Santoro, quarto fallo di squadra per gli ospiti. Anche il Prato ha 4 falli di squadra. È rientrato in pista Barbani nelle file del Prato. Baldesi, Mugnai e Barbani. Si riparte con la punizione Viareggio, già battuta. Conclusione dalla distanza, la pallina si impenna, la recupera Mugnai dietro porta. Il lancio lungo però anticipa tutti e c'è un'azione pericolosa del Viareggio con questo passaggio. Siamo già dall'altra parte con Baldesi dietro porta, non riesce
a concludere il numero 5 del Prato. Siamo già dall'altra parte con Marchetti. Conclusione dalla distanza, pallina ancora recuperata da Mugnai, che avanza veloce, supera metà pista, è affrontato da due avversari, non c'è fallo, pallina recuperata da Barbani. Santoro, Barbani alla balaustra, finisce per perdere pallina, può ripartire Mora Paceco. C'è un cambio nelle file del Pumas Viareggio, rientra in pista il numero 99 Olivieri. Ancora un tiro ribattuto da Vespi e può ripartire Santoro. Il tiro respinge col guantone Mechini. Pallina dentro per Barbani, poi Santoro. Scivola poi sulla seconda conclusione. Ci ha provato il Prato 2 volte. Ancora Viareggio, Marchetti va giù, c'è il fallo e c'è il time out chiesto dalla panchina del Prato da Tommaso Benelli. Partita, come dicevamo, che resta equilibrata con azioni da ambo le parti, ma il Viareggio dopo 3 minuti e 45 del secondo tempo ha trovato il gol con Pezzini, con questa conclusione dalla distanza che ha portato nuovamente in vantaggio la formazione viareggina. Dopo il time out richiesto da Tommaso Bianchi si ritorna in pista. Quando mancano 15 minuti e 30 alla fine della partita, che come dicevamo vede il Viareggio avanti per 2-1. Si riprenderà ora con la pallina a 2, pallina che era rimasta sotto il corpo di Vespi. Baldesima, pallina recuperata da Pesavento per Marchetti. Pesavento, Cardella, scusate, pallina dentro. Era il numero 79 Cardella, scusate, nell'azione precedente. Ora siamo già dall'altra parte, ma la pallina viene recuperata dal Viareggio. C'è una gran mischia, poi di forza esce Marchetti. Cardella, Marchetti, lo scambio tra i due. Ancora Marchetti, Cardella, conclusione di Marchetti, ribattuta, siamo nella metà pista, appoggia per
per Cardella, palla dentro recuperata da Capuano Lorenzo per Baldesi, che è costretto a lanciare in avanti, ma non controlla Capuano Alberto, che è rientrato in pista anche lui. Come dicevo, Bianchi sta facendo un po' girare tutti i propri effettivi. Conclusione ribattuta da Vespi. Barbani, va via Barbani, supera la metà pista, si ferma, l'appoggio all'indietro per Baldesi, che scambia con Capuano Lorenzo, riceve ancora Baldesi. Pallina dentro, ma difende bene la squadra viareggina. Che manovra con Cardella, lo scambio con Marchetti, ancora Cardella, Marchetti all'indietro per Cardella, pallina dentro, non l'aggancia Capuano Alberto, ed è ancora la formazione viareggina che ora effettua un altro cambio. Torna dentro il numero 74 Pesavento, mentre la conclusione di Cardella, si lottano pallina, ma il Prato con Baldesi a uscire. Baldesi, la conclusione ribattuta, pallina ancora per Prato con Capuano. Capuano Alberto per Lorenzo, pallina è ora per Alberto, il passaggio per Baldesi, ancora Prato a manovrare, Capuano Lorenzo, Baldesi, finisce per perdere pallina Baldesi, la conclusione ribattuta da Vespi, ancora Marchetti, ma può ripartire Prato con Capuano Alberto, dentro per Barbani, che non riesce a deviare la pallina, era davanti alla porta di Mechini. Cardella, para ancora Vespi, può ripartire Capuano, va dietro porta, va giù e c'è cartellino blu. C'è cartellino blu per il numero 7 Marchetti, blu per Marchetti, e ci sarà tiro libero per Prato. Tiro libero per Prato, vedremo, è sempre Poli che aveva realizzato nel primo tempo ad incaricarsi della battuta del tiro diretto. Poli contro Mechini. Poli, la parata di Mechini, torna giù pallina, ancora Poli, parato il tiro diretto. Prato che ora giocherà 2 minuti in superiorità numerica, rientra Capuano Lorenzo al posto di Poli. Prato ora che giocherà 1 minuto e mezzo circa in superiorità numerica. Peccato, poteva essere il gol del pareggio per Prato, l'aveva realizzato nel primo tempo, ma questa volta è stato bravo Mechini a respingere, pallina si è impennata, poi ci ha riprovato Poli, pallina recuperata da Viareggio. Pallina ora recuperata da Prato,
E ripeto, giocherà ancora per un minuto circa con l'uomo in più, deve cercare di sfruttare la superiorità numerica Prato. Baldesi, Capuano Alberto, Capuano Lorenzo, il tiro, ancora la parata di Mechini, ancora la parata di Mechini sul tiro di Capuano Alberto. Baldesi, la pallina resta lì e non riesce Capuano Alberto a realizzare. Azione pericolosa per Prato, ancora Baldesi. Perde pallina, contropiede Viareggio e ci mette una pezza Vespi Francesco. Riparte dall'altra parte Capuano Alberto e intanto è tornata la parità numerica. Viareggio ha passato indenne i 2 minuti in inferiorità per il blu a Marchetti e il punteggio resta sul 2-1, anzi ora diventano 3 perché va a realizzare, vediamo, c'eravamo un attimo, tanto c'è anche il time out richiesto, si abbracciano i giocatori del Viareggio e vediamo il gol. Ora è andato sul 3-1 il Pumas Viareggio dopo il gol, il tiro diretto non realizzato da Poli. I viareggini hanno trovato il gol del 3-1. E il gol è di Olivieri, punto del numero 99 Olivieri. Si riparte dopo il time out, dopo il gol del 3-1. Peccato perché il Prato aveva avuto l'occasione per pareggiare con Poli, l'ha fallita con il tiro diretto ed è stato punita. Il Pumas ha passato indenne i 2 minuti di inferiorità numerica e poi ha trovato il 3-1. Pallina ancora per Viareggio. Può ripartire Prato con Capuano Alberto che tenta il passaggio, recupera pallina Mugnai, il tiro, ma può ripartire Viareggio. Pallina ancora recuperata da Prato che ora si getta in avanti cercando lo scambio fra i 2 fratelli Capuano, non riesce e Viareggio può ripartire.
Ancora Viareggio a manovrare. E ora Barbani, il tiro di Barbani alto, pallina recuperata da Mugnai, all'indietro per Capuano Lorenzo, per Capuano Alberto, va giù, non c'è niente, può ripartire Viareggio. Ora il Prato si butta avanti un po' alla disperata, mancano 6 minuti alla fine per cercare di recuperare una partita che ora si è fatta in salita per il doppio vantaggio del Pumas Viareggio, ora sul 3-1. Recupera ancora pallina Prato, il lancio per Capuano Alberto, ma recupera ancora pallina la squadra ospite che manovra. Manovra ancora Pumas Viareggio, il tiro alto del numero 79 Cardella, e ora c'è il time out chiesto dalla panchina del Pumas Viareggio. 5 minuti e 3 secondi alla fine della partita, con il Prato che è sotto di 2 e che ora in questi 5 minuti dovrà cercare di recuperare una partita che, come dicevo, si è messa in salita. Il Prato aveva avuto l'opportunità di pareggiare all'11°, ma questa volta il tiro di Poli, a differenza del primo tempo, è stato parato da Mechini, e poi dopo la squadra viareggina è stata brava a passare indenne i 2 minuti di inferiorità numerica e poi a trovare il gol del 3-1 con Olivieri nel momento topico della partita. E ora meno 5 dalla fine, conduce per 3-1. Prato perde pallina. Olivieri, Cardella, però recupera Barbani per Baldesi, dietro porta, scarica all'indietro per Capuano, il tiro ribattuto, riparte velocissimo Carrieri, che va a realizzare in contropiede. Carrieri ha scambiato veloce contropiede, ha scambiato con un avversario, ha ricevuto la pallina di ritorno ed è andato a realizzare il gol del 4-1 che chiude di fatto la partita quando mancano 4:20 alla fine. Al 20:40 Carrieri chiude di fatto, dicevamo, la partita, e ora recupera pallina ancora al Viareggio. Baldesi, pallina ancora recuperata da Olivieri. Carrieri, Cardella, che ora riceve lo scambio con il compagno, un pesamento. Siamo ora dietro porta con Carrieri che naturalmente non ha fretta di
di velocizzare la partita. Mancano 3 minuti e 10, ancora Viareggio in possesso di pallina. Pesavento per Carrieri, dietro porta. Cardella, pallina dentro, ci mette una pezza la formazione pratese che può ripartire, ma ormai non ci sono più idee, si va avanti così. Alla disperata, cercando di trovare il gol, ma ormai la partita, mancano 2 minuti alla fine, ci prova Capuano Alberto, mentre dall'altra parte il tiro di Olivieri finisce alto, recupera la pallina Baldesi, pallina dentro e c'è il rigore per Prato per questo fallo su Capuano Alberto. È il fratello Capuano Lorenzo che tenta la trasformazione. E c'è la parata di Mechini. La parata di Mechini che dice no anche al rigore di Capuano Lorenzo, dopo aver parato in precedenza anche il tiro diretto di Poli. Rimane un po' a terra Dolorante. Va a farsi medicare dalla panchina. Vediamo se ci sarà il cambio. Sì, c'è il cambio, entra dal Torrione. Due minuti alla fine, 1:59 per l'esattezza, 4-1 per Pumas Viareggio. Prato che in questo secondo tempo, come dicevo, ha sbagliato un tiro diretto con Poli e proprio pochi istanti fa un rigore con Capuano Lorenzo. Frattanto entra dal Torrione a difesa della porta del Viareggio in questi ultimi 2 minuti di gioco che è già ripreso. Pallina recuperata dal Viareggio con Olivieri. Lo scambio con Olivieri ancora. Però recupera pallina Baldesi e Capuano Lorenzo. Azione personale. Tiro parato. Azione personale di Capuano Lorenzo. Poi questa volta c'è il blu per Capuano Alberto. Blu per Capuano Alberto. E ci sarà il tiro diretto del numero 79 Cardella. Quando manca 1 minuto e 24 è il numero 79 Cardella. E c'è la parata, oppure il tiro è fuori del giocatore
quindi Prato che finirà la partita con l'uomo il meno, almeno che non ci sia il gol del Viareggio. Manca 1 minuto e pochi secondi alla fine della partita, il Viareggio non ha nessun interesse a forzare il gioco, cerca di far passare i secondi, Prato che è in inferiorità numerica. Mancano 6 secondi per arrivare al tiro, lo fa, recupera pallina Prato con Baldesi che però perde pallina, la pallina sfila lunga lateralmente dalla porta di Vespi, è sempre possesso Viareggio che ormai può tenere pallina fino alla fine. Tiene possesso pallina il Viareggio che è in vantaggio per 4-1, conquista altri 3 punti importanti che consentono alla formazione allenata da Bertolucci di agganciare il Castiglione a 21 e di portarsi nella scia del Viareggio. Allora è finita qui alla Pala Rogai di Prato con la vittoria del Pumas Viareggio per 4-1, primo tempo 1-1 grazie al gol di Carrieri per i viareggini dopo 7:40, il pareggio di Poli al 19esimo e 32. Nel secondo tempo il gol di Pezzini che ha portato in vantaggio il Pumas Viareggio, poi c'è stato il tiro diretto fallito da Poli e poi Olivieri che ha siglato il 3-1, e poi è arrivato il 4-1 di Carrieri, poi nel finale un rigore parato a Capuano Lorenzo e il tiro poi diretto di Cardella non realizzato. Quindi qui al Palarogai finisce 4-1 per la formazione viareggina e l'appuntamento è alle prossime partite dell'Hockey Prato 1954. Un saluto e buona serata. Quando sono usciti tutti metti la sigla.